completamente in vista, completamente al di fuori dell'oscurità. E perché si usa questo termine della, diciamo, illuminazione? Si usa questo termine perché evidentemente c'è un suo contrario, e che è l'oscurità. Qual è l'oscurità che si voleva illuminare? Era l'oscurità sostanzialmente erede di quello che veniva chiamato il Medioevo. Il Medioevo che era contrassegnato evidentemente da valori che il nuovo illuminismo in qualche modo contestava. Li contestava perché? Perché riteneva che fossero contrari a quella che era l'idea fondamentale che loro portavano avanti, l'idea della libertà. Cioè nasce con l'illuminismo l'idea di libertà. Nasce questa idea di libertà che prima non c'era, perché a pensarci bene c'era stato sì un diciamo fiorire delle arti, delle scienze, delle diciamo delle caratteristiche più elevate della persona umana durante il cosiddetto Rinascimento. Ma ancora non si parlava di libertà, si parlava appunto di qualcosa che era spirito personale, che era una creatività personale, ma non qualcosa che fosse espanso a tutti. Erano liberi gli artisti, erano liberi gli scrittori, erano liberi diciamo coloro che avevano una cultura, ma non si pensava appunto ad una libertà che ci fosse per tutti. E quindi questa libertà nasce appunto dalla concezione che la scienza apporta la libertà, non diciamo altri fattori. Perché la scienza porta la libertà? Perché la scienza è qualcosa che può essere provato e che quindi non è messo in discussione. Nel Medioevo, in realtà, più che la scienza, che cosa si era affermato? Si era affermato, diciamo, un modo di vedere le cose che era legato più che altro alle credenze, non ai fatti. È vero che nel Seicento, per esempio, con Galileo, con Newton, con altri diciamo, esponenti di quella che era la prima scienza, diciamo come elaborazione di dati concreti, è vero che c'era stato questo, diciamo, questa attenzione, ma con la Controriforma cattolica, si era tornati quasi indietro, si era tornati quasi al Medioevo, soprattutto per quanto riguarda i sistemi politici. Non dobbiamo dimenticare che proprio nel Seicento nascono i cosiddetti assolutismi, pensiamo soltanto al Re Sole. Quindi, nascendo questi assolutismi, si ritorna a una mancanza, o comunque si rafforza la mancanza della libertà. Ecco perché questo movimento dell'illuminismo non si limita soltanto, come vedremo, alla Francia dove nasce, ma si espande in tutta Europa e addirittura coinvolge, per quanto riguarda qui la nostra zona del Friuli, coinvolge anche la zona goriziana, il Principato goriziano, che era stato inglobato già dal 1500 nella monarchia asburgica. E perché gli Asburgo si muovono verso questa nuova, diciamo, idea di libertà, benché siano degli assolutisti anche loro, anzi sono a capo della compagine, diciamo, assolutistica, quelli che tra l'altro andranno contro Napoleone, dell'illuminismo. Gli austriaci, e in particolare la regina
Maria Teresa e il figlio Giuseppe II avevano come volontà, proprio per mantenere il regno, avevano come volontà di aprirlo, ma di aprirlo non dal punto di vista solo, diciamo, della partecipazione politica, che viene molto limitata, ma soprattutto aprirlo dal punto di vista culturale, economico, sociale. Quindi, prima ancora che in Francia si sviluppasse la rivoluzione, che è il massimo, diciamo, movimento per portare la libertà, infatti si parla di libertà, fraternità, e quindi è qualcosa di diverso. Invece Maria Teresa e Giuseppe II, già all'inizio del 1700, e poi proseguono, portano in queste terre, anche goriziane, portano l'idea dell'illuminismo. L'illuminismo, appunto, che si fonda sull'idea di libertà. Ma che libertà è? È innanzitutto una libertà di pensiero. Una libertà di pensiero che lascia spazio a tutte le opinioni per poter dire la loro. Quindi non c'è quel principio di censura che c'è nel Medioevo. Nel Medioevo, evidentemente, se uno la pensava diversamente da quello che era il potere o diversamente da quella che era l'ispirazione religiosa, veniva subito preso e punito, se non con la morte, era punito con il carcere, era punito soprattutto con la pena della scomunica, che era qualcosa di togliere la persona dal contesto sociale. Una pena terribile, perché quando una persona non può fare i suoi contatti, non può avere i suoi contatti sociali, è chiaramente come una morte, diciamo, non fisica, ma è una morte spirituale. Quindi questa libertà di pensiero è fondamentale, ma dietro la libertà di pensiero soprattutto ci sta la libertà economica, perché è l'economia che gira e che fa girare il mondo. E ad un certo punto che cosa si sono accorti sia i sovrani austriaci, sia indirettamente, ma anche i sovrani francesi, che poi sono stati travolti dalla rivoluzione, che l'assolutismo non portava più ad uno sviluppo della storia e dell'economia, e quindi a dei redditi buoni anche per la monarchia stessa. Quindi bisognava liberarla da quelli che erano i vincoli, da quelli che erano i legami che ancora tenevano l'economia legata ad una diciamo, autorità che era l'autorità del sistema regio, e quindi bisognava lasciarla sviluppare da sola. Quindi l'economia di mercato entra proprio in questo quadro e si sviluppa, e sviluppandosi l'economia di mercato anche le persone si arricchiscono, e arricchendosi hanno la possibilità di accedere prima di tutto alla cultura e soprattutto di esercitare anche quella libertà di pensiero di cui si diceva. Quindi illuminismo significa sostanzialmente progresso. Significa progresso, e parlare di progresso oggi è davvero qualcosa di naturale. Possiamo dire che questa idea di progresso, di crescita, di sviluppo, anche noi contemporanei di oggi l'abbiamo sviluppata e ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci. Difatti in tutti i programmi dei nostri politici c'è sempre quello che dobbiamo crescere, migliorare, avere diciamo nuovi obiettivi di progresso economico e sociale. Quindi questa caratteristica che oggi noi condividiamo
anche allora si sentiva. Siamo alla metà del Settecento, quindi siamo in un momento in cui le persone hanno ancora, diciamo, una duplice attrattiva. Da una parte esiste ancora l'attrattiva verso quelle che sono le realtà religiose, le realtà anche dogmatiche della religione, non solo i cattolici, anche i protestanti. Dall'altra invece c'è quest'ansia di sviluppo, appunto, di crescita, che viene a presentarsi proprio anche in territori che erano marginali, se vogliamo, all'Europa di allora, come il Friuli Goliziano. Quindi, che cosa vedremo in questo nostro corso sull'illuminismo? Vedremo innanzitutto qual è stata la fonte, almeno in Francia, ma poi in tutta Europa, della scelta culturale dell'illuminismo, della scelta della libertà, che è la scelta soprattutto del conoscere. La conoscenza era riservata nel Medioevo, ma anche nel Settecento, e poi lo sarà anche dopo, chiaramente, era riservata a pochi. Sì, c'era stato lo sviluppo della stampa nel 1500, appunto Gutenberg aveva portato la possibilità a tutti di leggere la Bibbia, e quindi ne nasce poi la rivoluzione protestante, e poi di produrre altri libri, tant'è vero che se noi andiamo a vedere le cronache della Inquisizione qui in Friuli, vediamo come tanti processi vengono allestiti perché la gente ha a casa dei libri proibiti. Quindi ci sono i libri che circolano, almeno a partire dal 1500, fine 1500, 1600, anche nel 1700. Quindi c'era una buona, soprattutto qui in Friuli, c'era una buona circolazione di libri, perché eravamo al confine con l'impero e i libri circolavano. Circolando i libri circolano anche le idee, si sviluppano anche le opinioni. Quindi bisogna partire dalla cultura, ma offrire una cultura che sia accessibile a tutti, o comunque abbia l'intenzione di essere accessibile a tutti. Ecco la nascita allora in Francia, con D'Alembert, della enciclopedia. L'enciclopedia che cosa significa? L'enciclopedia significa che dentro ci dovrebbe essere quasi tutto il sapere, o comunque una buona parte del sapere, per cui riesco a conoscere e attraverso la conoscenza riesco anche ad essere libero. L'enciclopedia, oggi ormai quando si parla di enciclopedie, sembra di parlare di qualcosa che non ha più senso, no? Ricordate, anni fa, qualche decennio fa, avere l'enciclopedia cartacea era qualcosa che, diciamo, era utile per la conoscenza, no? Cioè era proprio la continuazione della prima enciclopedia. C'è la Treccani, ci sono tutte queste edizioni che oggi, passando al digitale, diciamo così, non servono più. Però oggi che cosa abbiamo di simile all'enciclopedia? Abbiamo internet, per cui noi su internet abbiamo la possibilità di trovare gran parte di quello che è lo scibile umano, o comunque, diciamo, molto di più che non sull'enciclopedia cartacea. Ma nel 1700 avere dei libri in cui accedere alla conoscenza era davvero qualcosa di importante. È per questo che viene proposta in Francia questa pubblicazione. Questa pubblicazione che sarà la base poi di quelli che saranno
i movimenti che porteranno alla rivoluzione. Rivoluzione che cosa significa? La rivoluzione significa che si cambia completamente il corso della storia. Una cosa è una ribellione, che ce ne sono state tante nella storia degli uomini, ma un'altra cosa invece è la rivoluzione. La rivoluzione cambia veramente il corso della storia. E qui, nella parte imperiale friulana e nell'impero austriaco, questa rivoluzione non avviene, ma è il sovrano, sono i due sovrani, Maria Teresa e Giuseppe II, che la fanno da sé, che cambiano da sé il sistema assolutistico e quindi offrono la possibilità alle persone di accedere al sapere. E qual è la prima possibilità di accedere al sapere? È quella di permettere a tutti di accedere alla scuola. La scuola nei territori imperiali dell'Austria incomincia obbligatoriamente proprio alla fine del Settecento. E quindi abbiamo la possibilità di trovare all'interno di questi territori imperiali, che vanno dall'attuale Ucraina fino qui a Goriziano, abbiamo la possibilità di trovare delle persone che sono altamente preparate rispetto alla media e persone che possono essere in grado di gestire, per esempio, la vita pubblica, che sono in grado di gestire l'economia. E quindi ecco che chi ne guadagna? Ne guadagna proprio il sovrano, ne guadagna colui che ha investito nella scuola. Ecco perché l'illuminismo è importante. Ecco perché noi ne siamo figli dell'illuminismo. Noi ne siamo figli in quanto abbiamo ereditato all'interno di ciascuna realtà, che può essere segnata da questo o da quell'evento, ma all'interno di ciascuna realtà abbiamo ereditato questo principio di libertà di pensiero, questo principio di conoscenza. E allora dalla conoscenza e dalla libertà di pensiero noi possiamo trarre che cosa? Possiamo trarre appunto lo sviluppo, che è quello fondamentale per poi avere anche un riscontro nella vita sociale. Il benessere, diciamo così, che noi auspichiamo per la nostra vita quotidiana o per mantenerlo o per raggiungerlo, diventa un obiettivo un primo obiettivo anche nel 1700, cioè il benessere diventa innanzitutto quello dell'uguaglianza. L'uguaglianza tra le classi sociali. Perché che cosa succedeva allora? La nobiltà aveva il suo dominio e invece la cosiddetta borghesia, cioè la classe media, era fortemente repressa. Il popolo non esisteva. Che cosa invece viene a nascere con l'illuminismo? Viene a nascere proprio la classe media. E la classe media prende il testimone per la guida degli stati rispetto a quella che era la nobiltà. La nobiltà ormai feudale, che si passava il potere di padre in figlio, non ha più senso, perché non è in grado più di governare lo Stato. Tant'è vero che cosa fa il Re Sole Luigi XIV? Prende tutta questa nobiltà, la porta a Versailles e se la tiene lì. Ma chi manda nelle province? Manda i suoi intendenti. Il suo ministro dell'economia non è un nobile, è un borghese. Per dire come già i regnanti si rendono conto che non è più il tempo di pensare soltanto a quello che è l'interesse della nobiltà, ma di incominciare a sviluppare la classe media. Già i protestanti, dopo Lutero, lo avevano fatto, ma c'erano ancora delle resistenze in Germania e anche nell'impero austriaco,
per immettere questi che i romani chiamavano gli homines novi, cioè delle persone che in qualche modo avevano in sé una novità, una voglia di accedere a quello che era non solo il potere, ma anche ad accedere a quelli che erano i beni che il potere in sé portava. Per cui, ecco, la libertà diventa il primo valore sia per i tiranni, diciamo così, perché anche Luigi XVI di Francia, che viene normalmente catalogato come tiranno, in realtà lo era, ma lo era in realtà solo per l'istituzione, ma non come pensiero suo. Tant'è vero che aveva sposato, no, la Maria Antonietta, che era la figlia di Maria Teresa. Quindi c'era un legame tra i due imperi, tra i due regni, c'era un legame che è chiaro che Maria Antonietta poi verrà passata come una, diciamo, bandiera dell'assolutismo, perché quello era il ritratto storico suo, ma io credo che se noi andiamo a leggere le varie lettere che si scambiano madre e figlia, non è proprio così. Cioè la madre, Maria Teresa, consiglia alla figlia su cosa fare del governo dello Stato. Quindi le dà dei suggerimenti che sono dei suggerimenti quasi moderni, direi così, quasi un programma di governo. Ma accanto alla libertà, che cosa auspica l'illuminismo? Auspica che abbia ad avere il primato la ragione, cioè dell'uomo, diciamo, della persona umana, ci sono due aspetti. C'è un aspetto, diciamo, che potremmo chiamare quello del cuore, quello dei sentimenti, quello delle emozioni, che è sostanzialmente irrazionale. Io di fronte a un'emozione, di fronte ad un sentimento, reagisco spontaneamente, cioè non ci sto a pensare. Invece la ragione è qualcosa di ben più diverso. La ragione è quella che guida, è quella che mi fa pensare, mi fa riflettere e mi fa scegliere quella che è la strada giusta, ma valutando il pro e il contro. Ecco perché con l'illuminismo si presenta anche il problema del primato della ragione su quelle che sono le emozioni. Quindi non più, diciamo così, sentimentalismi, ma invece razionalità. Razionalità che significa matematica, che significa economia scientificamente, che significa scienza con le prove. Quindi tutto ciò che è ragionevole, tutto ciò che è ragione, diventa quindi il modello di vita. Quindi si sviluppa questa funzione dell'uomo che è la ragione. E dunque, che cosa faranno poi i rivoluzionari francesi? Quando si tratta di sostituire la religione che ritenevano fosse appunto causa dell'oscurantismo nella Francia, che cosa fanno? Fanno la dea ragione, cioè pongono al vertice, diciamo così, della loro religione civile, pongono la dea ragione, la ragione che governa lo Stato, che governa la società, che governa gli uomini e sviluppa negli uomini il desiderio di libertà, uguaglianza e fratellanza. Quindi noi siamo per molti motivi diciamo eredi di questa stagione dell'illuminismo. Però è chiaro che non solo dobbiamo metterci in sintonia per capire quello che avvenne allora, ma anche capire perché a un certo punto questo illuminismo viene ad essere travolto, e
diciamo che il periodo è molto breve, viene a essere travolto da quello che sarà chiamato romanticismo, movimento culturale che prenderà la gran parte dell'Ottocento. Quindi un ritorno ai sentimenti, un ritorno alla, diciamo, alla emozioni, ai sentimenti, sempre però riguardando la libertà, tant'è vero che nell'Ottocento abbiamo le rivoluzioni europee, basti pensare al 1848, che in tutta Europa sviluppa appunto una rivoluzione che non è più in nome diciamo così, della libertà illuminista, ma della libertà romantica. Gli eroi del 48, sia in Italia che in Francia che in Austria e via dicendo, sono tutti dei romantici. Il risorgimento italiano è figlio del romanticismo. La crescita di tante idee politiche che poi hanno portato diciamo, ad una attenzione maggiore alla democrazia è nata tutta dall'unire l'eredità dell'illuminismo, ma anche dal sviluppare i sentimenti umani, quindi la partecipazione, per esempio, alle guerre di liberazione della Grecia, dell'Italia, alle rivoluzioni borghesi, poi in Francia. Quindi abbiamo imparato che il periodo molto breve dell'illuminismo, quindi che saranno 50-60 anni, ha lasciato un'eredità molto forte, per poi passare di nuovo al prevalere delle emozioni. E questo perché c'è stata forse una incapacità degli illuministi di consolidare quelle che erano le loro convinzioni all'interno soprattutto del popolo minuto, diciamo così. Sono sempre state idee condivise a livello di borghesia, comunque di alta borghesia. Hanno cercato evidentemente di far nascere la piccola borghesia, quella dei maestri, dei segretari comunali, dico, anche dei taluni sacerdoti, perché non è che il fatto di essere sacerdote limitasse l'adesione all'illuminismo. Ci furono tantissimi sacerdoti che diffusero il verbo illuminista, soprattutto appunto nel Doriziano e nell'impero austro-ungarico. Quindi la nascita dell'illuminismo come movimento culturale diventa la nascita anche di una nuova Europa. E non solo di una nuova Europa. Figlio dell'illuminismo è anche, per esempio, il nascere degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America sono una nazione figlia dell'illuminismo. Beniamino Franklin era quello che faceva gli esperimenti con i fulmini e nello stesso tempo faceva anche le costituzioni americane. Cioè l'America di oggi, gli Stati Uniti d'America, che noi tante volte abbiamo fatica a capire anche dove vanno, cosa fanno e via dicendo, sono figli di quella stagione dell'illuminismo. Cioè in nome della libertà si sono staccati dall'Inghilterra e hanno sviluppato appunto una società che non era più una società fondata solo su delle nostalgie o su qualcosa di sentimentale o di qualcosa di arretrato, ma hanno sviluppato una società proprio sulla ragione. La Costituzione americana è nient'altro che la celebrazione, possiamo dire così, della ragione e dei frutti che la ragione porta per l'affermazione della libertà. Se n'era già accorto Alexis de Tocqueville, il quale andando in America proprio alla fine del Settecento
scopre che appunto c'era questa democrazia americana che era in realtà una democrazia sviluppata sui principi dell'illuminismo. Quindi questa è una prima, come dire, anticipazione di quello che noi andremo a conoscere di questa stagione, perché non è che si sappia molto della realtà dell'illuminismo. Si sa così, in genere, quello che noi abbiamo visto nei libri di storia, quindi l'accenno all'enciclopedia, l'accenno alle idee di libertà che poi fanno nascere la rivoluzione francese, l'accenno al fatto che Maria Teresa e Giuseppe II in qualche modo cercano di migliorare la situazione dei loro sudditi dal punto di vista della scuola, dell'economia, perché anche, per esempio, un aspetto dell'illuminismo che mi viene in mente adesso, no? La bonifica, per esempio, delle terre paludose. Nasce proprio dalla concezione illuministica, perché altrimenti non sarebbero mai partite le bonifiche se non attraverso questa idea della razionalità, del rendere razionale anche l'ambiente intorno a noi. Quindi tutto coincide attorno all'idea illuministica. Ma come nasce questa idea dell'illuminismo? Allora, innanzitutto nasce non, diciamo, in un preciso momento. Non nasce in un preciso momento perché è una presa di coscienza, chiamiamola così, che si sviluppa gradualmente. Si sviluppa gradualmente e si sviluppa proprio partendo da quello che era stata l'esperienza del, chiamiamolo così, Rinascimento, dove si erano fatte delle scelte anche razionali, no? Pensiamo soltanto in politica a Machiavelli, e si erano fatte anche poi delle nuove scoperte. Per esempio, pensiamo alla scoperta dell'America, proprio nell'argomento. Si erano fatte delle scoperte e si erano fatte anche dei nuovi sviluppi nel fatto dell'economia di per sé, senza andare a vedere proprio esattamente cosa succede, ma per esempio cominciando la civiltà delle macchine. Le filande, per esempio, in Lombardia, sono state le filande, parla anche, no? Parlano anche i promessi sposi, Renzo che lavora nella filanda. Le filande sono state frutto di un'economia che si era di per sé sviluppata e si era sviluppata senza una precisa ideologia al suo, diciamo, fuori di quello che era la sua utilità pratica, però erano nate le macchine della filanda e così si era sviluppata anche la conoscenza di tanti aspetti e fenomeni che per esempio riguardavano la medicina, che riguardavano la chimica, la fisica, cioè lentamente lo spirito umano e la voglia di conoscenza si era andata affermando attraverso i secoli. Quindi, arrivando al 1700, si incomincia a capire che questa voglia di scoperta, questa voglia di scienza, questa voglia di libertà poi infine, perché la scienza è libertà di pensiero, perché Galileo non si fa imporre che la Terra, che il Sole gira intorno alla Terra, no? Quindi c'è la libertà dello scienziato che non può essere messa in discussione. Si comincia a riflettere appunto su queste tematiche.
si comincia a riflettere su queste tematiche perché? Perché ci sono sempre nella società delle persone che hanno una visione ben più prospettica verso il futuro, che hanno una visione ben più attenta a quelle che sono dei segnali, dei fenomeni che si manifestano e che in qualche modo vengono studiati e si capisce che cosa portano con sé e quali possono essere gli esiti di questi fenomeni. Per cui lentamente nel 1700 ci sono degli autori che incominciano a scrivere, perché evidentemente la comunicazione allora non era quella di oggi, quindi questa possibilità di avere diciamo, dei giornali diffusi dappertutto, delle radio, delle televisioni, dei computer, si ragionava attraverso proprio degli scritti, dei libri o comunque al massimo di quelli che venivano chiamati dei foglietti sui quali si metteva in sintesi delle idee e poi questi foglietti venivano portati in giro da degli ambulanti, anche friulani tra l'altro, e venivano venduti a chi era curioso di sapere che cosa era successo nel mondo. Ebbene, si incomincia verso il 1715-1720 a scrivere che cosa? A scrivere di scienza, di conoscenza, cioè della necessità di avere la possibilità di sviluppare alcuni aspetti delle scienze. Sono soprattutto i tedeschi, cioè non è che siano all'inizio i francesi, sono soprattutto i tedeschi con mentalità razionale, quindi con una mentalità che guarda anche alla matematica, in questo caso alla fisica, alla chimica, incominciano a elaborare dei testi che non sono solo, chiamiamoli così, scientifici, ma anche danno la possibilità di ampliare il pensiero dall'aspetto scientifico puro, quindi dagli aspetti matematici o fisici o chimici, no? Dalle formule, a passare dalla formula matematica scientifica alla formula invece di pensiero. Ecco perché viene superato lentamente quello che era stato il pensiero medievale, riaffermato poi, come dicevo, dal ritorno indietro, dalla paura, soprattutto qui in Italia, in Francia, in Spagna soprattutto, no? Dalla paura del fenomeno protestante. In Germania invece, dove i protestanti lasciano quella libertà necessaria per appunto anche discutere di scienza, c'è questa elaborazione. C'è questa elaborazione per cui si passa dalle formule matematiche, dalla razionalità matematica, si passa anche a pensare ad una razionalità della società, quindi dei rapporti sociali. Quindi i rapporti sociali non sono più visti come qualcosa di spontaneo, ma si chiede appunto che i rapporti sociali, proprio nel contesto dell'economia europea o dell'economia dei singoli stati, che questi rapporti sociali incomincino ad avere una regolamentazione. Una regolamentazione perché? Perché è nell'utilità non solo della persona, non solo del gruppo, diciamo, di persone, ma dello Stato stesso, perché dobbiamo capire che nasce anche il concetto di Stato nel Settecento, che è nell'interesse dello Stato stesso che ci siano delle regole, non solo delle leggi, diciamo, emanate dall'alto, ma delle regole condivise che siano basate non sull'arbitrio, perché evidentemente i reami assolutistici che cosa dicevano? Il re comandava, diceva è così e basta, non si discute. Allora,
Lo scienziato dice, non andiamo sull'arbitrio, sulla decisione del re, ma andiamo a fare delle regole che siano delle regole che si basano sulla regolarità, si basino sulla neutralità anche della regola, cioè qualcosa che è condiviso da tutti e che si basa su un calcolo, loro dicevano un calcolo matematico, un calcolo razionale, per cui razionalizzare la società voleva dire prepararle anche un futuro sviluppo ordinato. Questo perché? Perché siamo in un periodo anche economico abbastanza difficile. Le annate che vanno dagli inizi del Settecento fino alla metà del Settecento non sono buone annate. Sono annate di fame, sono annate di malattie, sono annate anche di guerre, perché non dobbiamo dimenticare che proprio in questo periodo, prima del Settecento, ci sono tutte le guerre di successione, compresa quella austriaca. Quindi l'Europa si sta muovendo in queste guerre di successione e sono uno contro l'altro armato. Quindi la guerra, la carestia, tutte queste cose necessitavano, secondo questi primi scrittori, questi tedeschi, che erano al servizio soprattutto dei principi protestanti, necessitavano di un regolamento. E allora se tutto era regolato secondo, diciamo, la matematica, secondo i calcoli, ecco, la società ne avrebbe tratto guadagno, ne avrebbe tratto vantaggio e ovviamente da queste regole non ci sarebbero uscite delle guerre, ma si sarebbe costruita una realtà nuova, una realtà più, diciamo, equa, per sviluppare appunto quelle che erano le necessità della rinascita quasi dei popoli europei. Quindi c'è questo processo, diciamo, di numerizzazione, di matematicizzazione della società, la società che diventa un corpo razionale. E in un corpo razionale evidentemente non hanno spazio coloro che invece agiscono con le loro impulsioni, con le loro idee diciamo personali balzane alle volte, come normalmente vengono dipinte, no? le classi nobiliari. Quindi si punta a questo, ma soprattutto si punta a creare una società, quindi una società borghese, che è quella delle città, nelle città dove che cosa incomincia tra l'altro? Tra l'altro incomincia a manifestarsi anche una classe che si è evoluta per il commercio, si è evoluta anche perché attraverso la possibilità finanziaria ha potuto acquisire dei beni, ha potuto acquisire delle posizioni anche sociali e che ora vuole farle fruttare queste posizioni sociali. Ci sono dei magnifici romanzi, anche magnifici racconti che raccontano proprio di queste persone, di queste famiglie che trovandosi appunto ad avere una posizione sociale elevata o comunque diciamo priva di quello che era la situazione generale, cioè che era una situazione di bisogno, che cercano di anche trovare un ruolo nella società. Si incomincia a mandare i figli a scuola diciamo elevata, non più dal precettore, ma nelle università si aprono e le università non diventano solo quella del Medioevo, i clerici vagantes e via dicendo. Le università incominciano ad essere centri di studio. Bologna, Padova,
E queste università, dove aveva insegnato anche Galileo, tra l'altro, in queste università si sviluppano le scienze, la Sapienza di Roma. Perché si chiama Sapienza? Proprio per quello. Quindi le università cambiano pelle a loro volta e offrono la possibilità di una istruzione che non è più l'istruzione vaga, medievale, se vogliamo, letteraria, religiosa, teologica e via dicendo, ma offrono una istruzione che diventa un'istruzione concreta, un'istruzione basata sulle scelte reali e basata sulla scienza. Quindi la classe media incomincia a muoversi, la borghesia incomincia a muoversi, però non trova spazio. Soprattutto nella realtà francese c'è a un certo punto una chiusura nei confronti della classe media. Perché? Perché evidentemente il sistema del Re Sole, che poi viene ereditato da Luigi XV e da Luigi XVI, il sistema del Re Sole è un sistema centralizzato, è un sistema che non ammette altre diciamo, figure dal punto di vista della gestione, che non ammette altre figure se non quelle nobiliari, se non ancora un primato di quello che era stata l'organizzazione feudale. Non parliamo poi qui da noi, in Friuli, sotto Venezia, c'è stata anche lì, era tutto fermo dal 1400, insomma, no? Quindi eravamo davvero fermi nella società che stava progredendo. Quindi la borghesia incomincia a muoversi e si muove appunto basandosi sulla cultura, sullo studio. Di lì, evidentemente, studio, ragione, cultura, scienza, e quindi il primato di questa cultura, di questa scienza, e allora anche, oltre alla rivendicazione economica che si conquista, la borghesia si conquista anche il primato del pensiero. Quindi nascono sia in Austria, sia in Germania, sia anche in Italia, tra l'altro, specie in Lombardia, nascono in Francia, nascono questi circoli di persone che si ritrovano a discutere, che si ritrovano a, diciamo, è sbagliato dire, che si ritrovano a sognare, diciamo, un tipo di società nuova. E ne fanno parte sia, diciamo, laici, sia esponenti della Chiesa. Quindi c'è davvero un movimento che lentamente appunto porta alla necessità di muoversi, e di muoversi non solo dal punto di vista politico, che è ancora recluso, e lo vedremo che sarà necessario altro, ma incominciare a muoversi proprio dal punto di vista della proposta culturale. Quindi la possibilità di offrire, come dicevamo, attraverso quello che si chiamerà enciclopedia, la conoscenza scientifica a tutti. La conoscenza scientifica che diventa poi conoscenza del mondo, delle cose, che diventa cultura, che diventa capacità di reagire anche di fronte a quelle che erano diciamo, gli aspetti negativi di quel momento economico e sociale. La fortuna, soprattutto dei francesi, arriva quando ad un certo punto le annate cominciano ad andare bene. Cioè, la rivoluzione francese è nata sì sulla protesta popolare per la fame, per diciamo, le ingiustizie che c'erano e via dicendo, ma in realtà è nata anche perché c'era una abbondante
ricchezza che aveva bisogno di essere investita e che giaceva nelle mani della borghesia. Quindi la rivoluzione che cosa è servita poi? È servita a dare alla borghesia il ruolo di comando. Che è chiaro, questo ruolo di comando non ha un suo sviluppo poi nella realtà specifica. Ha uno sviluppo che poi porterà poi queste idee assunto un grande personaggio come Napoleone. Il riassunto delle idee della rivoluzione francese viene rapportato poi in tutta Europa e si coniugherà a quello che sarà il riassunto delle idee di Giuseppe II e di Maria Teresa, e quindi l'Europa, pur nei conflitti che ci saranno tra le due realtà, ne uscirà rafforzata. Ne uscirà rafforzata e quindi da questo sviluppo, da questa conoscenza, dalla crescita della borghesia, nascerà anche quello che è il nostro sistema odierno, quindi i primi tentativi, almeno tentati, insomma, della democrazia, della partecipazione della popolazione a quello che è il governo dello Stato e quindi a quelle che sono le conquiste che noi abbiamo avuto e abbiamo ancora della libertà. Quindi l'illuminismo come segno di sviluppo di quelle che sono le prerogative della libertà. Nelle prossime lezioni vedremo passo per passo questo cammino, vedremo come in ciascuna delle realtà, quindi sia in quella francese che in quella tedesca che in quella soprattutto del Goriziano, questo spirito dell'illuminismo si svilupperà, come crescerà e quali saranno il pensiero e anche, diciamo, i riflessi pratici, economici, sociali, culturali, che tuttora sono patrimonio della nostra cultura e del nostro vivere. Quindi per riscoprire, d'accordo o non d'accordo su quello che poi vedremo sono le idee, riscoprire appunto un periodo di storia che per ragioni evidentemente poi che non aspettavano altro, no? Per farle tacere, sono state messe a tacere, quindi passate soltanto come idee rivoluzionarie, idee contrarie a quello che era un po' il pensiero. In realtà non sarà così. Quindi buona serata, grazie e a risentirci.